Alviti, il ribaltamento nelle mani di Melli. Milano vuole andare in post da Brandon Davis, ancora il ribaltamento di lato per accendere Devo Noll. Eccolo qui il canestro di un giocatore. E Trieste che ha preparato dei raddoppi contro di lui. Bengals esce dai blocchi, dalla rimessa e va a realizzare. È rientrato anche Deshaun Thomas nella girandola di cambi di coach Ettore Messina, mentre Voigtman va a realizzare dall'arco. Del giocatore di Milano questi grandi interventi difensivi. Baldasso alza per Voigtman che va a chiudere l'arcobaleno lanciato da Tommaso Baldasso. Si riesce a tamponare questi problemi di falli. Nel frattempo Vildera proprio contro Hall, chiuso nel raddoppio, arriva però il canestro ad attaccare con il tedesco contro Vildera, ritorna per linee esterne, Mitrulong non ha timore a tirare, frontale da 3, ecco direi che a livello di coraggio, pallone non va a segno con un paio di balzi sul ferro, anche in questo caso non riesce ad appoggiare, adesso quella famosa precisione inizia un po' a mancare a Milano, mentre Bertley va a realizzare 4 la zona ancora di Trieste per provare a mettere dei sassolini negli ingranaggi milanesi e Bertley sta facendo una partita davvero corposa. Il pallone per Bertley proprio contro Pengos, prova ad attaccare, poi il furto di Kevin Pengos, prova ad andare fino in fondo e Bertley lo cancella letteralmente. Il recupero comunque di Mitrulong da 3 punti, più 2 per la formazione alla bardata. Il pallone per Pengos che esce dai blocchi della rimessa e va a realizzare il sorpasso per Milano. Errore capitale, prendere 2 canestri uguali dallo stesso giocatore. Gaines si alza dall'arco, si riaccende in un attimo Frank Gaines per Ricci. Bengals, c'è spazio per Mitrulong da 3 punti, se lo sentiva questa volta perché era proprio lì pronto per ricevere il pallone. Che ripropongono anche qui con l'interprete Mitrulong, mette in difficoltà Trieste e ancora un altro canestro. La zona di Trieste contro l'attacco di Milano, Biliga in post contro Vildera, prova a girarsi, poi tiro forzato ma realizzato da Paul Biliga che poi festeggia con grande entusiasmo. Meno 16 a 6 minuti dalla fine, per Trieste non sarà semplice rientrare. Mitrulong contro Paker, lavora in 1 contro 1, alza la parabola del tiro, ancora la tripla. Milano ritorna al successo dopo le sconfitte Eurolega e continua la sua corsa in campionato. Decisamente troppi 98 punti subiti da parte di Trieste.